25 fabbricati, 27 terreni, 7 veicoli tra cui una BMW, 2 partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie sono i beni confiscati dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Treviso per un importo complessivo di 3 milioni di euro. 7 i condannati. Si tratta di imprenditori trevigiani attivi in vari settori, dall'ambito edile alla ristorazione, alla gestione di partecipazioni societarie. Nello specifico si tratta di 3 imprenditori del Coneglianese, 2 della zona di Vittorio Veneto e 2 di Castelfranco. Tra loro anche un tabaccaio condannato per peculato, reo di non aver versato alla Regione Veneto 3.000 euro ottenuti dagli automobilisti per il pagamento del bollo delle loro auto. I 7 sono stati condannati in via definitiva per reati di omessa dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, omesso versamento dell'IVA, peculato e riciclaggio. Complessivamente sono stati condannati a 114 mesi di reclusione per condanne che vanno dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha dunque agito cautelando beni per un valore pari a 3 milioni di euro, equivalenti all'ammontare degli ordini di confisca.